Bentrovati, oggi parleremo della Magnificat Humanitas, l'enciclica, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Quando un Papa promulga un'enciclica parla al mondo intero, non solo ai fedeli, ai cristiani, ma si rivolge ai governanti, a tutta la società, legge i segni dei tempi e quindi quello che sta accadendo in quel momento nella società e proietta un po' anche il suo pensiero a quello che potrà accadere in futuro e dà come delle linee guida, legge appunto la storia di quel momento e dice il suo pensiero. Possiamo fare degli esempi. Nella Laudato Si Papa Francesco si è posto il problema dell'ambiente, della salvaguardia di quella che lui chiamava la casa comune. Ma ben 135 anni fa ci fu un Papa che si chiamava appunto Papa Leone XIII che preannunciò e parlò della rivoluzione industriale, si pose il problema della classe operaia. Quella enciclica si chiamò Rerum Novarum. Adesso, siamo nel 2026, Papa Leone XIV si pone il problema della tecnologia sempre più avanzata e dell'intelligenza artificiale che rischia di disumanizzare l'umanità. Ecco, oggi ne parliamo con Don Salvatore Bucolo. Grazie per essere qui. Grazie. E allora, cosa si pone il Papa con questa enciclica? Il Papa parla di bene comune, di una intelligenza artificiale che deve essere disarmata e ancora la destinazione universale dei beni. Allora, questi due termini che stiamo dicendo, bene comune e destinazione universale dei beni, non sono nient'altro dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Apro e chiudo una parentesi che Papa Leone dice: attenzione, il fatto che la Chiesa mette davanti una sua dottrina sociale non è un'ingerenza, non è quasi quasi la presunzione di dare all'umanità un codice etico, ma la Chiesa di sua natura abita la storia, cammina con l'umanità e alla luce del Vangelo e con l'azione dello Spirito Santo, come poco fa dicevi, legge la storia e nella storia ha maturato questi due principi, sono tanti altri ma ne citiamo questi due: il bene comune, cioè la persona, l'umanità vivrà pienamente il suo essere nel mondo quando abbiamo a cuore il bene comune, perché è chiaro, nel bene comune c'è il bene di tutti. E l'altro principio che è rivoluzionario, la destinazione universale dei beni, cioè tutto ciò che Dio ha creato, tutti i beni del mondo sono per tutti. Addirittura la Chiesa dice una cosa che potrebbe essere pazzesca, ma non ora, già da prima, che la destinazione universale dei beni ha una preeminenza sulla proprietà privata. Cioè non è che la proprietà privata non ha un valore, ma se io possiedo quel bene, lo possiedo chiaramente per la mia realizzazione, ma lo possiede per il bene di tutti. Quindi il Papa Leone non ha fatto nient'altro che riprendere quanto la Chiesa dice e lo adatta a quello che è il momento attuale, giustamente la questione dell'intelligenza artificiale. Sì, infatti l'enciclica poi porta un sottotitolo ed è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa fa riferimento a due modi di poter abitare la società, il nostro tempo, e si riferisce a due icone bibliche: la Torre di Babele, quando gli uomini pensano che da soli possono fare chissà quali grandi cose, e invece la costruzione della città di Gerusalemme. Sono due figure ai tempi di Neemia. Ecco. E questo è spettacolare perché, ma questo lo fa sempre la Chiesa, mostra come la parola di Dio aiuta a leggere la storia. Cosa rappresenta, in poche parole, il fatto che Papa Leone cita la costruzione della Torre di Babele? In fondo la Torre di Babele nasconde un delirio che l'umanità, che l'uomo ha, il delirio dell'onnipotenza. L'uomo pensa di poter fare tutto da sé e di essere quasi un dio.
Esatto, oggi più che mai è vero che tecnologicamente, scientificamente, in ogni ambito siamo molto più avanzati, ma è normale, è giusto che ci sia l'evoluzione, non è che la Chiesa, il Vangelo va contro il progresso, ci mancherebbe altro, addirittura c'è Papa Paolo VI in cui afferma che il progresso è progresso quando è di tutti gli uomini e dell'uomo nella sua integrità, quindi che ben ci sia il progresso. Solo che quando l'uomo ha questo delirio dell'onnipotenza, si assurge a Dio, si assurge ad essere questo riferimento assoluto, lì si crea la dispersione di Babele. E lui addirittura usa il termine del quasi quasi annullare le differenze e l'omologazione. Diversa invece è la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Neemia. Cosa fa Neemia? Neemia ricostruisce Gerusalemme, ma prima di ricostruire chiama tutti i membri del popolo di Israele, stanno insieme e si mettono a confrontarsi, a indicare che prima di costruire le mura bisogna costruire legami, che in fondo è la civiltà dell'amore. Quindi il progresso è possibile quando è frutto, uso un termine molto utilizzato in questi ultimi anni nella Chiesa, quando c'è un cammino sinodale che non riguarda solo la Chiesa, ma riguarda lo stile di tutta l'umanità, in cui tutti ci confrontiamo, tutti creiamo legami, creiamo relazioni per poi costruire la civiltà dell'amore. Eh sì, è un'enciclica veramente molto molto interessante, veramente vi invito a leggerla perché è un'enciclica che si rivolge anche ai governanti, ai politici, non solo alle persone di fede. Se volete intervenire con un vostro messaggio potete farlo al 342 74 55 005, una domanda da rivolgere a Don Bucolo, ma anche una vostra riflessione su quanto stiamo dicendo, e se avete letto l'enciclica potete anche dire la vostra su cosa ne pensate di questa enciclica. Interessantissima la parte in cui il Papa parla della intelligenza artificiale che riesce, lo sappiamo ormai tutti, riesce anche a creare delle figure, a sostituire la voce di una persona e farla, come dire, darla in pasto a una figura diversa. Quindi noi tutti possiamo, come dire, avere l'opportunità e cadere nella tentazione di credere a una verità che poi non lo è in realtà, no? Possiamo apprendere notizie false, ma non è solo questo il pericolo che deriva dall'intelligenza artificiale, perché il Papa si pone anche il problema: chi ha in mano queste piattaforme? Sono delle realtà economiche, quindi non sono neanche i governanti o i politici, sono delle realtà, potenze economiche che possono manovrare e indirizzare anche il pensiero degli uomini. E quindi ecco perché il Papa dice: l'intelligenza artificiale non è mai moralmente neutra. Ed è da usare eticamente. Qui Papa Leone è spettacolare perché veramente, ma anche personalmente leggendo l'enciclica, mi ha fatto molto bene, no? Perché si pensa che l'intelligenza artificiale dipende da come io la utilizzo, no? Quindi come un oggetto, un qualcosa di oggettivo, di neutro, quindi in base a come io la utilizzo va bene o va male. In realtà non c'entra niente. E Papa Leone dice, innanzitutto, e questa è una cosa importante, attenzione, non equiparate l'intelligenza artificiale all'intelligenza umana. Io dico per inciso, il grande equivoco è proprio utilizzare la parola intelligenza. Il fatto che si parla di intelligenza artificiale, vuoi non vuoi, crea un equivoco con l'intelligenza umana, quando in realtà sono due cose totalmente diverse. Altra cosa, giustamente questa intelligenza artificiale elabora dei dati, degli algoritmi, delle informazioni, perché uno pensa, vabbè, sono dei dati, i dati sono oggettivi. Attenzione, chi mette questi dati, sebbene hanno chiaramente una loro oggettività, c'è sempre una scelta, c'è sempre un qualcosa di non pienamente oggettivo. Domanda, siamo sicuri che i dati messi in questa intelligenza artificiale sono a favore della promozione dell'umanità?
perché a volte uno, facendo una ricerca, ha un dubbio, pone una domanda, pensa che quella è la domanda oggettiva, in realtà non funziona così. Ecco perché Papa Leone dice: è importante che nell'ambito dell'intelligenza artificiale ci sia un intervento strutturale politico, cioè non possiamo lasciare le cose come stanno. Attenzione, Papa Leone e la Chiesa non dice che non va utilizzata, non dice che non puoi, perché quasi quasi facciamo qui una caccia alla strega, no? Quasi quasi satanizziamo l'intelligenza artificiale. È normale che è uno strumento che può aiutare, solo che nell'utilizzo, nel produrre questa intelligenza artificiale ci vuole una custodia, ci vuole un'attenzione, ci vuole anche una guida. E poi anche un'altra cosa importante che mi piace dire. Sì, no, anche perché il Papa mette in guardia da quelli che possono essere i pericoli dell'intelligenza artificiale, tant'è vero che dice disarmiamo l'intelligenza artificiale, quindi non significa non utilizziamola, perché mai i papi sono espressi contro il progresso, mai, e quindi anche in questo caso, però ci sono dei rischi. L'intelligenza artificiale rischia di far perdere tantissimi posti di lavoro, per esempio. Anche questo. E quindi è la politica che deve porsi il problema ora. Quindi da questo punto di vista, ecco, l'enciclica legge i segni dei tempi, i segni, quello a cui si sta andando incontro, e dice: attenzione, cerchiamo di arginare. E mi piace molto citare il fatto, perché come ben dicevi, si rifà alla rerum novarum, per chi non conosce il latino, ma la frase le cose nuove. Delle cose nuove. Esatto. Qual è il punto? Come allora Papa Leone XIII ha fatto il suo intervento sulle cose nuove, no? Le cose nuove a quel tempo era la società industrializzata, la classe operaia, quindi si accorgeva, così la Chiesa, dinanzi alla cosa nuova che in questo caso è l'intelligenza artificiale, fa subito l'intervento. E mi piace anche, e questo non mi vergogno a dirlo qui in sede, Papa Leone ha l'umiltà anche di chiedere a nome della Chiesa scusa. Scusa perché? Perché noi sappiamo che la schiavitù è stata abolita qualche secolo fa. Giustamente il dubbio: ma come mai? Come mai la Chiesa? Ora la Chiesa faceva degli interventi, ma l'intervento più decisivo è stato qualche secolo fa. Per cui contro la schiavitù. Certo. Per cui Papa Leone dice: siamo stati in ritardo con la schiavitù, attenzione, stavolta non possiamo essere in ritardo con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale paradossalmente produce una schiavitù più subdola, più nascosta di quella che immaginiamo. Perché noi pensiamo che l'intelligenza artificiale ci porta a quasi un'emancipazione, a quasi una maggiore libertà, a quasi una maggiore onnipotenza. Non ci rendiamo conto della schiavitù che potrebbe produrre l'intelligenza artificiale, perché non conosciamo il background che sta dietro a questa realtà. E poi ci sono altri due temi sempre legati all'intelligenza artificiale. Uno, che non è gratis, nel senso che presuppone uno sfruttamento economico, anche di materie prime, impressionante. Consumo di acqua, consumo di terre rare, dove tantissimi bambini dei paesi poveri stanno lavorando per estrarre queste terre rare, chiamate così terre rare, sono degli elementi, diciamo, e si stanno innescando anche delle guerre economiche per queste terre rare, non ce lo dicono, ma è così. E ci sono tanti bambini che stanno lavorando per pochissimi spiccioli, perché queste grandi potenze economiche hanno bisogno di queste risorse. Ma poi c'è anche l'altro tema bellissimo che il Papa pone, è che l'intelligenza artificiale non ha sentimenti. Solo l'uomo, dall'errore, dal limite, può, come dire, imparare ed elevare se stesso, trasformarsi, cambiare. L'intelligenza artificiale ti crea il problema e ti dice: è un errore, lo devi superare, non sei giusto. Quindi c'è anche quest'idea della perfezione. Tra l'altro Papa Leone dice una cosa molto importante, perché qualcuno ascoltandoci potrebbe dissentire. Simula le emozioni, no? Perché dice: no, non è vero, io ho visto la macchina, un robot che in realtà era dolce, era tenero. Simula le emozioni, ma non sta provando ma non sentimenti. prova le emozioni, perché c'è una cosa molto importante:
è il limite della nostra condizione umana che ci porta ad amare. E qui mi piace dire una cosa che dice Papa Leone, ma dice la Chiesa: ama chi soffre, chi è limitato, chi desidera. Cioè l'amore è possibile soltanto alla persona umana, perché la persona umana è strutturalmente relazionale, è strutturalmente un essere desiderante e in quanto tale prova le emozioni. Ecco perché usa il titolo Magnifica Humanitas. Per quanto l'uomo possa cercare di produrre, vedi intelligenza artificiale, non so, fra 100 anni noi non ci saremo, chissà cosa produrrà, ma mai riuscirà a produrre questa magnifica humanitas che, tra l'altro, mi piace ricordare in questa sede, è a immagine di Dio. E Gesù Cristo, diventando uomo, non fa nient'altro che trascendere l'umano, perché il divino abita nell'umano. Esatto. E qualcuno ci chiede: ma noi come possiamo arginare tutto questo? Siamo piccoli, siamo degli esseri umani e qui ci sono delle grandi potenze, state parlando di potenze economiche molto forti che chiaramente attraverso questa tecnologia così avanzata, l'intelligenza artificiale, stanno perseguendo i loro scopi economici, non lo stanno facendo per il bene dell'umanità, cioè c'è anche questo sottile passaggio, no? Esatto. Ci dice un nostro telespettatore, dice: sembra che tutto questo abbia un fine buono per l'umanità. In realtà è così, non è così, com'è? Bisogna stare, infatti io invito tutti i telespettatori di leggere l'enciclica, Costa pochissimo. di essere anche critici, perché a volte purtroppo, ed è vero, utilizziamo molti social, ma raramente andiamo alle fonti. Io sono della vecchia guardia: avere il testo, leggerlo, sottolineare, essere critici anche, perché la criticità porta anche a far crescere una propria consapevolezza. E a tal proposito, ecco, Papa Leone non si ferma soltanto a livello proprio universale, per cui, come dicevi, ma io cosa posso fare? Infatti lui dice: alla cultura delle potenze noi possiamo opporre la civiltà, la costruzione della civiltà dell'amore, nel senso che ognuno di noi può fare, perché qualcuno dice: ma io cosa posso fare? Uno, disarmare le parole. Esatto. Perché a volte le nostre parole, il nostro modo di parlare, il nostro modo di comunicare anche tramite i social è un parlare che uccide, che fa male. Seconda, costruire la pace nella giustizia. E qui Papa Leone dice una cosa molto importante, no? A volte pensiamo che la parola pace è quasi quasi facile, no? La pace e la giustizia sono strettamente legati. Poi assume anche però un altro... spieghiamolo meglio il concetto di giustizia, perché può sembrare solo quella della legge, che poi sappiamo che le leggi cambiano. La giustizia per le persone che hanno fede ha un termine, è un valore molto più importante, più profondo. Esatto, perché giustizia significa rispetto dell'altro in quanto altro, perché l'altro sarà sempre diverso da me, l'altro avrà i suoi bisogni e io non posso rappacificarmi con la persona o con l'altro popolo imponendo la mia giustizia. E qui chiaramente ed è giusto anche dire: ma esiste la giustizia su questa terra? Appunto, la domanda è forte e questo io comprendo che la giustizia può esistere soltanto se ci sono relazioni di fraternità e di solidarietà. Perché la giustizia potrebbe essere un bellissimo concetto, e questo lo dico anche rivolgendomi, perdonatemi, alle famiglie, no? Quante volte in una singola famiglia, tra fratello, sorella, genitori, marito, moglie, si vive questo senso di ingiustizia perché pensiamo che le cose devono essere giuste come dico io. No, il problema è forse la solidarietà, l'apertura, l'accoglienza e poi soprattutto anche una parola che Papa Francesco allora diceva e ci ha dedicato un anno: la misericordia. Sì. La misericordia è l'architrave della nostra umanità. E poi parla anche di assumere lo sguardo delle vittime, cioè il fatto che io provo nei confronti degli altri non un'indifferenza, no? Penso a tutti questi migranti, no?
pensa a tutte queste persone che vediamo a volte come un disturbo e a volte diventa oggetto politico, quando in realtà ci mettiamo nei panni di chi sta provando magari il fatto di lasciare la propria terra, il fatto di trovarsi in modo disperato, quindi avere uno sguardo diverso e poi coltivare... E il Papa dice anche, sì, mettiamoci dalla parte delle vittime, guardiamoli in faccia, poniamoci questo, ma sì, poniamoci anche il problema di perché e di togliere quelle disuguaglianze che poi spingono delle persone a lasciare la loro terra. Quindi poniamoci il problema di evitare questo eccessivo sfruttamento dei loro paesi, delle loro terre, diamogli l'opportunità di crescere, di evolversi nei loro paesi. Allora a quel punto lasciare la propria terra sarà veramente una scelta di libertà e non una costrizione. Il Papa dice anche questo. Io ho avuto la grazia di aver vissuto 7 anni della mia vita in Africa e tante volte, vivendo chiaramente in modo concreto attorno alla miseria, alla povertà, mi sono sempre chiesto, ma se nei secoli in passato noi occidentali non avessimo mai messo piede in Africa, come sarebbe questo continente? Perché dico questo? Siamo sicuri che la miseria attuale di questo continente e di altre terre del globo terrestre non c'è forse la nostra responsabilità? Perché a volte pensiamo che noi attualmente stiamo subendo un qualcosa che non ci riguarda, perché, ripeto, e questo ne sono certo, nessuno ama lasciare la propria terra. E questo lo dico anche da siculo. Quanti giovani lasciano la Sicilia per trovare lavoro in Italia altrove? Ok, troveranno una vita migliore, ma, e io lo so perché diverse volte sono andata a Monaco di Baviera a incontrare delle giovani famiglie, a fare dei ritiri, i quali sì, hanno un tenore di vita diverso, ma perdonatemi, la Sicilia è la Sicilia. La propria terra è la propria terra, no? Sì, è vero. Quindi certi discorsi ritornano. E poi anche... Sì. Il Papa parla di coltivare un sano realismo. Cosa si intende per questo? È il fatto che bisogna mettere i piedi a terra e soprattutto ognuno fare la sua parte. Qui richiama il discorso di ricostruire Gerusalemme. È chiaro che io da solo non posso ricostruire una civiltà, ma io sono chiamato a mettere la mia pietra, è come un puzzle. In un puzzle ogni pezzo è unico originale. Se quel puzzle viene messo, il quadro rimane scoperto, quindi ognuno è chiamato e può fare la sua parte. Allora, eravamo talmente presi dal nostro ragionamento che stavo quasi dimenticandomi di dare la pubblicità. Allora ci fermiamo solo per qualche istante, poi per altri minuti continueremo a parlare di questa enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, tra pochissimo. Eccoci, stiamo commentando con Don Salvatore Bucolo l'enciclica, la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non credo che si faccia pubblicità, costa appena 2 euro, ma si trova anche tranquillamente su internet, potete, se volete, consultarla online, quindi è un testo che personalmente vi consiglio davvero. Quindi dicevamo, le singole persone cosa possono fare? Quali sono le indicazioni che Papa Leone dà alle persone? E allora, innanzitutto abbiamo detto disarmare le parole, costruire la pace nella giustizia, abbiamo spiegato esattamente cosa si intende per giustizia, assumere lo sguardo delle vittime, coltivare un sano realismo, e ci eravamo lasciati proprio su questo punto, rilanciare il dialogo. In un tempo in cui non si dialoga più. Noi guardiamo alla situazione mondiale, ma mi accorgo che anche all'interno delle famiglie, della società, della Chiesa, non si è capaci di dialogare, perché attenzione, dialogare significa il fatto che 2 persone o 2 realtà diverse interagiscono, e il Papa lo dice, la diversità è una benedizione, a tal punto che un uomo e una donna, 2 realtà totalmente diverse,
realizzano la comunione più grande, che è l'imago Dei, l'immagine di Dio nel mondo. Quindi bisogna credere al dialogo, è il dialogo la forza del costruire una società nuova. Quindi superare anche la logica dell'amico-nemico in cui spesso alcuni governanti, soprattutto in questa epoca storica, ci vogliono fare entrare. Dunque la necessità a questo punto della diplomazia e del multilateralismo che sembra essere sparito. Esatto, e qui Papa Leone con grande rammarico mostra che tutto ciò che è stato frutto della seconda guerra mondiale, e penso all'ONU, a tutte quelle organizzazioni, sebbene in quella storia, in quel tempo sono state un segno profetico, sono poco efficienti. Quindi richiama a far sì che tutto ciò che è stato costruito forse in modo nuovo, in modo profetico, deve assumere il suo valore e anche la sua capacità di dare un contributo a tutta l'umanità. E poi conclude con pregare e sperare, e poi conclude con delle belle parole sul Magnificat di Maria, della Bellissimo, sì, perché alla fine Papa Leone dà quattro elementi, perché è bellissimo, proprio la conclusione parla di un itinerario spirituale in cui parla di fede nel Verbo incarnato, le cito velocemente perché il tempo non c'è, di carità in cui siamo un sol corpo ecclesiale e qui richiama la potenza dell'Eucaristia che ci fa diventare corpo, della speranza che sostiene il nostro agire nel mondo e infine della preghiera con lo sguardo di Maria, perché in fondo Maria nel Magnificat cosa dice? Dice che ha innalzato gli umili, ha battuto i potenti. Uno dice, ma queste cose che dice nel Magnificat mica Maria l'ha visto, no, Maria l'ha sperimentato dentro di sé e sa che dentro di sé Dio è capace di fare cose straordinarie nel mondo, quindi lo sguardo di Maria ci porta a vedere ciò che tante volte noi pensiamo impossibile, ma lei stesso ci ha detto nulla è impossibile a Dio. Grazie Don Salvatore Bucolo, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.